Mi chiamo Antonio Spada, sono uno dei titolari del pastificio Tande Spada. Questa azienda nasce nel 1990 con l'intento insomma, di arricchire quelle che sono le produzioni tipiche e storiche della nostra tradizione sarda. Dal 1999 siamo trasformatori di produzioni biologiche che arricchiscono quella che è la nostra missione, la nostra offerta verso un pubblico un consumatore un po' più attento ad aspetti appunto legati al territorio. Successivamente nel 2011 partecipiamo alla creazione della filiera del grano duro coltivato e trasformato in Sardegna, sempre per rafforzare quello che è il nostro legame col territorio, dando appunto forza alla parola tipicità. Siamo un'azienda a conduzione familiare dinamica che per il futuro ha come obiettivo quello di stringere rapporti con realtà produttive regionali, in modo tale da sensibilizzare ancor più le persone a consumare prodotti alimentari sardi. Noi abbiamo una presenza intorno a un 60% di quello che noi facciamo lo facciamo in Sardegna con appunto quelli che sono i negozi specializzati, la ristorazione, la distribuzione organizzata e comunque poi praticamente già da subito, da quando iniziamo, abbiamo una presenza a livello internazionale dove siamo presenti in mercati del nord Europa e Stati Uniti, Australia, dove chiaramente anche lì hanno, come dire, capito l'importanza della territorialità. Il nostro impegno per la tradizione è quello di salvaguardare le produzioni locali legate al territorio. Facciamo parte del circuito Sardex dal novembre del 2013, quindi abbiamo sviluppato tutto quello che sono i rapporti commerciali nell'arco del 2014, avendo dei risultati anche abbastanza importanti nel momento in cui abbiamo avuto degli scambi acquisendo dei nuovi clienti e anche dei nuovi partner a livello di forniture, abbastanza importante perché questo ha permesso anche di poter, come dire, operare sul territorio. Il circuito sta crescendo sempre di più, quello che è importante è che è un tessuto produttivo che sta coinvolgendo sempre di più tutte le attività. Quindi questo per noi è anche importante perché di conseguenza ci può essere uno scambio commerciale. Per noi è importante fare la nostra parte e contribuire alla crescita del territorio inteso come Sardegna, visto e considerato che il circuito sta appunto prendendo sempre più, come dire, più interesse da parte degli operatori tutti.